Dice anche i mestieri più fini, più finotti, quelli più, ad esempio, non so, se un dottor, la mia mamma, se un dottor, la mia mamma l'avevo già. Ma il dottor fa cento strade, ora di notte palpa le babbe, digliene no. Se un dottor, digliene no. Perché il dottore è veramente un mestiere fine, poi dottori specializzati in tutte le qualità, ad esempio i tricologi, come si chiamano i tricologi? Sì, il tricologo è quello che è specializzato per i capelli, che era un matto povero, tutto pieno di forfora, ti hai visto? Qualcuno ti fa anche passione, perché ma non si può mai vestire di scuro perché se tutti i piedi sembra la neve qua sulle spalle. Sei andato dal tricologo specializzato per l'appunto in queste malattie dei capelli, dice senta dottor, mica sta forfora che ogni volta la mi casca zo, ma mica forfora fine, sai, certe scaie che mi vergogno, dice un poco. Fortunato, dice, guardi, lei è fortunato, è arrivata una specialità dall'America che con poche frizioni passa tutto. Che roba c'è? Ecco qua, dice, guardi, sono 3 flaconi, lei deve fare una frizione al mattino, una a mezzogiorno e una alla sera. Il flacone, guardi, mi raccomando, però non sbagli perché è molto... Il flacone dice che ha il contenuto rosso alla mattina, il flacone col contenuto verde alla sera e il flacone col contenuto giallo a mezzogiorno. Un po' di confusione ogni tanto. Allora mi raccomando, allora, flacone rosso la mattina, flacone verde la sera, flacone giallo a mezzogiorno. Sì, ecco, lei faccia 3 frizioni al giorno, vedrà che in 15 giorni sparisce la forfora. Infatti, dopo 15 giorni incontra il dottore di nuovo. Dottore, a posto! Ah, sono contenta, visto, ha fatto miracoli. Forfora non ne ha più. No, no, dottore, vai più forfora. Adesso coi coriandoli che ma poi le parole difficili che ogni tanto usano sti dottori, chissà perché, forse vuole sembrare più finotti. Ti capita che capita sto contadino magari dell'altopiano che va là, che fa, dottor, la senta, quasi mia moglie, la sei nervosa, di notte la si agita nel letto, non la dormi, sa, non so cosa che la gala, qualcosa, dice, beh, visitiamola, che porta sta moglie, ti capirà una bella moglie giovane, sto qua la guarda, dice, guardi, venga, dice qua, chiama sto marito, sua moglie ha bisogno di coito. Cosa? Di coito, no? Dottor, ma mi abito su a Caresana, non avevo la... Guardi che il coito glielo può fare lei. Ma io non so ste robe, la sa, dottor. Dottor, perché non la che fa lei che la si è specializzato? Vabbè, va bene, dice. Lei me la porti 2 volte per settimana qua, dice, vedrà che gli facciamo un coito di quelli che dopo sarà contentissima sua moglie. Bombò, infatti, sto qua che la porta tranquillo, e il dottor dice adesso attenda fuori, serra la porta e sto contadino che passa avanti in sta porta, mentre che passa senti degli strani mugolii, senti, corpo, cosa che la patisci, ara di... Va avanti Andrio di nuovo, e dopo il senti di nuovo, che bello, erbolavi. Ma guarda ti che roba. Allora, se mi non savaria che il matto che fa il coito, mi penso che me la guaga. Parlava degli aspiratori, come che le roba. I coiti nostri, che poi, a proposito di dottori, c'è sempre queste robe strane. Ad esempio, non so, io era un matto una volta, se stavo facendo la barba con quei famosi rasoi, te sai quei rasoi a mano. Adesso non li usa quasi più, ma se qualcuno ancora li dopra, sti rasoi a mano, era là, se stava facendo il rasoio a mano, c'è tutto nudo in bagno, la moglie lo chiama Carlo, boom, ha battuto il rasoio nel specchio, boom, si è tagliato, zac, la cappella tagliata de netto. Oh porca miseria, sangue che aveva sta cappella in mano, oddio mio, adesso cosa faccio? Vai in ospedale, guardi qua, e Matti che dici, guardi qua non avevamo attrezzature, sa, quella devi fare qualche cosa. Cioè perché non la prova ad andare, dici, magari, in Sudafrica, ecco. Là dove c'è Barnard, sa, loro dice specializzati non solo per i trapianti ma anche per le operazioni un po' delicate. Poi vada pure là, vedrà che infatti sto matto con sta cappella legata nel fazzolettino, parti e il va là del Barnard, il matto che lo accusi, e infatti che lo accusi che fa un bel lavoretto, poi a un certo punto che domanda che dici, la senta, dici, ma lei di dove la c'è? Ah, dice, mi vengo da Trieste, dici.
E come? Dici, De Trieste si è venuto fino in Sudafrica per farsi così di... Dici, cosa la vuole, il megaditto l'oro? Dici, ma no, dici, guardi, se la voleva farsi fare un bel lavoretto, la poteva andare, dici, non so, a Trieste dal dottor Zanetti dell'Ente Porto, dal dottor Zanetti dell'Ente Porto. Dici, ma se sei ingegnere, dici, come... Ma niente, Gaito, la sapessi lei quante teste di cazzo che sistema quello là, Gaito, ma lo poteva andare tranquillamente, Gaito, lo metteva a posto, vai! Oh, cattiva! No, cattiva! E mi ha messo proprio bene, adesso poi guarda, sono proprio sistema in un container, lei mi manda via. E dopo se vai a vedere invece quelli che aspetta i nascituri, questi bei dai, al Burlo Garofalo che te li vedi che sei fuori, i neopapà che aspetta, tutti timorosi, di vedere, infatti era un mulo, con sto, 19 anni, già la mula incinta piena con sto giubbotto nero, capello alla Fonzi, te lo vedevi fuori tutto il tempo, lei era là che faceva ok, yes. Ok, viene fuori l'infermiera, che dice, signor Martincic, già il nome inglese, no? Ti senti Martincic? Signor Martincic, sono io, ok. Cioè, guardi che sua moglie ha partorito, ok. Ci ha fatto un bel maschio, ok. 4 kg e mezzo, ok. Negro, oh cazzo che... E poi, quell'altro invece che aspettava tranquillo. Quell'altro che aspettava tranquillo, era uno che aspettava tranquillo, era là, anche lui tutto emozionato, è il primo figlio, che sarebbe sempre un po' emozionato. Finalmente viene fuori l'infermiera con questo batuffoletto rosa in mano, dice, signor Rossi, è lei? Guardi che è nato, oh, mio figlio, proprio si butta là subito, lo ciappa, comincia a basarlo, che ficca la mano sotto, che contento che son che sei nato maschio, senti che bello. La papera che fa la guardi che sei una femmina e la mi moglie il dedo, Dio povero, io ero tutto contento che la teneva là, per l'intenzione dei dottori, grazie.